Eccoci, allora buonasera a tutti, il nostro ciclo di conferenze Venezia e le sue donne. Cominciamo con questo incontro dedicato alla Dea Madre e alla divinità principale dei Veneti antichi, che è la Dea Reitia. Però l'idea di base è proprio quella di individuare all'interno del nostro contesto culturale veneto questa specificità femminile che lo vediamo articolarsi lungo la storia attraverso queste eminenti figure di donne dal Medioevo fino al Settecento, ma anche oltre. Vi presento subito la relatrice, che è Maria Rosaria Stellin. Maria Rosaria è stata la presidente della nostra associazione Europa Veneta, prima del sottoscritto, che sono Edoardo Rubini, e la nostra relatrice ha cominciato questi studi in tempi oramai abbastanza antichi, possiamo dire negli anni 70, frequentando i corsi di archeologia organizzati dall'ingegner Francesco Pescarollo, la cui sorella è presente in sala, ecco, in fondo, e la salutiamo, Maria Luisa, e in quella circostanza aveva operato con la Società Filologica Veneta, di cui era la presidente e del cui patrimonio storico e culturale poi Europa Veneta ha fatto tesoro, in quanto la nostra associazione articola gli studi sia nella parte più antica dei Veneti, cioè quella pre-romana, i Veneti antichi specialmente durante l'età del bronzo e l'età del ferro, ma poi anche il nostro discorso si sviluppa attraverso le fasi storiche successive, anche attraverso lo studio della lingua veneta. Il tema della conversazione che mi è stato affidato è un tema di grande, di straordinaria valenza storica, perché la mitologia, il pensiero religioso, il linguaggio dei simboli, il sistema simbolico della civiltà neolitica matriarcale, bene, tutti questi elementi nel loro insieme hanno costituito la base, in qualche modo le fondamenta, i valori fondanti dell'Europa preistorica e pre-indoeuropea, ovvero hanno costituito i valori fondanti del patrimonio culturale e spirituale dell'Europa pre-indoeuropea. Questa visione del mondo poi non la troviamo radicata nella società veneta antica, nonostante una nuova organizzazione sociale, nella sua struttura giuridica, e la troviamo nella religione dei Veneti antichi. Poi successivamente la troviamo nel diritto veneto della Veneta Serenissima Repubblica e per alcuni aspetti fino alla fine della splendida esperienza della Veneta Serenissima Repubblica. La conoscenza del modello culturale e religioso di questo periodo, del periodo neolitico, ci dà la possibilità di capire e di conoscere la funzione della dea veneta nella religione dei Veneti antichi. Per quanto riguarda la decifrazione del pensiero religioso del matriarcato, come sempre è necessario fare riferimento ad una ricerca interdisciplinare e quindi facendo riferimento alle prime fonti storiche, alla linguistica, all'arte, a quant'altro. Però è di straordinaria importanza tenere in considerazione e fare riferimento anche ad una disciplina che si chiama archeomitologia, ovvero sia questa disciplina si fonda sull'archeologia, sulla mitologia comparata, sul folklore. Allora, innanzitutto bisogna dire che i Veneti sono stato un popolo antichissimo, il popolo più antico d'Europa, e l'etnogenesi dei Veneti, i Veneti si formano nella potente, quella civiltà straordinaria centro-europea, che è la civiltà lusaziana dell'età del bronzo medio, 1500 a.C., la quale è figlia a sua volta della civiltà di Unetice. Ebbene, i Veneti si formano lì, in qualche modo la determinano questa civiltà, a partire dal circa 1200 a.C. si spostano in varie direzioni d'Europa e in Anatolia ed oltre, e saranno i portatori di una nuova religione. Sottolineo che si sposteranno, migreranno pacificamente. I Veneti si spostano e portano con loro una nuova religione, una nuova visione del mondo, che prevedeva nel rituale funerario l'incenerazione dei propri defunti. E le urne, le ossa combuste, le ceneri venivano deposte in alcune urne cinerarie, queste a loro volta in enormi campi, per cui i cimiteri, per usare un linguaggio moderno, no? Le necropoli
dei Veneti antichi erano costituiti da questi enormi campi di urne, per cui molti studiosi dicono che i Veneti sono i portatori della civiltà dei campi di urne, e tra questi mi piace ricordare il mitico Giacomo de Monte. Gli archeologi sostengono che la peculiarità del popolo veneto era la forte religiosità, la forte adesione all'ideale religioso, il sentimento religioso che permeava la vita di tutti i giorni, con un'ampia partecipazione ai culti, e la capillare diffusione di santuari che sono stati ritrovati naturalmente mediante degli scavi, assieme a decine di migliaia di reperti votivi, alcuni dei quali anche molto di grande pregio. La donna nella società veneta antica aveva un ruolo di grande rilevanza e quale mediatrice sia nella sfera del sacro, la donna era la mediatrice con la divinità, sia nella società civile, oggi si direbbe con pari diritti dell'uomo. Infatti la discendenza veniva computata, poteva essere computata sia attraverso la linea patrilineare, no? Il padre, un codilissimo il cognome, sia attraverso la linea matrilineare, cioè la donna poteva dare cognome, l'eredità e quant'altro, quindi insomma ci troviamo di fronte ad una società dove la donna aveva un grande prestigio e anche in senso bello, diciamo, potere. Allora, nel Paleolitico, nel Mesolitico e nella successiva età del Neolitico, le piccole comunità, prima di cacciatori e poi di agricoltori e pastori, cercarono di dare risposte ai quesiti principali dell'esistenza, di interpretare la realtà, maturando una concezione del mondo che verrà trasmessa e narrata attraverso il mito. Una volta si narrava la storia attraverso il mito. Queste società tentarono innanzitutto di comprendere le leggi della natura e di vivere in armonia con essa, sviluppando una cultura spirituale ed un sistema ideologico-religioso molto complesso, in cui ogni unità era strettamente collegata con le altre. L'arte, e ricordo che il mito è anche immagine, ci fornisce importanti informazioni al riguardo. I simboli sacri, le immagini che rappresentano la dea madre, su oggetti di culto, ceramiche rituali, insomma oggetti vari, decorate con questi segni geometrici, che per noi sono segni geometrici, in realtà sono simboli sacri. Ebbene, tutti questi elementi non devono essere letti singolarmente, ma come associazioni sistematiche. Nei tempi antichi c'era una visione del mondo unitaria e quindi i messaggi che queste genti ci trasmettono attraverso l'arte devono essere letti nel loro insieme. E poi vedremo anche come. Quindi le esperienze artistiche e il sapere del Neolitico inneggiavano alla bellezza e alla vita. La morte veniva sempre descritta come morte e rigenerazione insieme, non esisteva la morte da sola, c'era il concetto di morte e rigenerazione insieme. In questa maniera si entrava nuovamente nel ciclo vitale senza uscirne mai, perché il tempo non veniva considerato come lo consideriamo noi oggi in senso lineare e progressivo, diciamo, bensì in senso ciclico. Il tempo era mitico, per cui all'interno di questo concetto ci sta tutto il concetto dell'immortalità. Questa dea del Paleolitico è la progenitrice della grande dea madre. La grande dea madre è la progenitrice della dea Reitia, quindi vi è una continuità dal punto di vista del pensiero religioso e mitologico. E quindi la grande dea si manifestava ciclicamente in modi diversi con lo scopo di sovrintendere al buon andamento di tutti gli avvenimenti della vita. Perciò poteva diventare, intanto abbiamo visto le due manifestazioni di dea generatrice di vita, a volte raffigurata nella posizione del parto, semirannicchiata, così, e la presenza di maschere sul volto, questo determinava proprio, le conferiva una natura divina. Nel pensiero religioso di allora si riteneva che l'origine della vita provenisse dall'acqua, da una misteriosa fonte cosmica, dalla forma circolare. La grande dea era la sorgente della vita dell'universo, per analogia della vita umana che inizia nel liquido uterino, ovvero, secondo la mitologia del matriarcale, nel regno acqueo. In epoca storica, ancora oggi nelle leggende popolari del Veneto, troviamo che le fonti termali, specchi d'acqua, pozzi, fontane, eccetera, sono luoghi sacri abitati dalle divinità.
Allora, la religione della grande dea madre. Nella religione del Neolitico si venerava l'universo quale corpo della dea vivente e la grande dea madre era una dea partogenetica, quindi autogeneratasi. A differenza della divinità femminile del Paleolitico, non era solo dispensatrice di vita e di morte, bensì signora e regina dell'universo, una dea plurifunzionale, simbolo di unità tra il creato ed il creatore. Nella società civile si forma un nuovo ordine matristico, per cui anche il ruolo della donna cambia e diventa a sua volta nella società neolitica signora e regina, con il sistema, anche con il sistema di cui abbiamo parlato, matrilineare. Allora, la dea veneta Reitia era venerata nei suoi molteplici aspetti ed era la divinità, come già abbiamo anticipato, più amata dai veneti, la più popolare. Per quanto riguarda l'etimologia del nome, purtroppo non vi è accordo fra gli studiosi, per cui vengono dati significati molto diversi a questo teonimo. La dea veneta era dunque, nell'accezione ovviamente metaforica, scrittrice della vita umana e di tutta la natura, capace di assegnare a ciascuno il proprio destino, perciò dea del fato, e i veneti avvertivano il potere di Reitia anche attraverso la scrittura. È una dea che non è mai stata detronizzata e rimane nella mitologia veneta signora e regina, salvatrice e protettrice dei veneti. Nei millenni essa si è manifestata nella forma di e salto, perché sono tutte quelle cose che abbiamo visto stasera, no? Quindi dea signora delle piante, dea del parto, dea dispensatrice della vita, insomma tutte quelle cose che abbiamo visto. Quindi la dea Reitia, dea della Venezia, di questo territorio, è stata quindi una grande dea che si è rivelata attraverso i suoi poteri distruttivi e creativi sino ai nostri giorni. Questa è una stanza splendida e lì vedo un magnifico Leone di San Marco. Se mi è concesso, viva San Marco!